Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti amici dell'oroscopo, pronti anche oggi per i consigli delle stelle di Radio.0? Iniziamo subito allora, partiamo dall'Ariete. Terminate di scrivere al più presto una relazione o un documento importante, approfittando delle ultime ore in cui la luna è ancora nell'amico Gemelli. La cura maniacale per i dettagli e la forma che impiegherete permetterà di meritarvi un bel 10 e lode. Toro, fate attenzione alle speculazioni in borsa o potreste perdere qualcosa per via della quadratura di Venere con Urano, puntate sul sicuro. Far luce sui vostri timori per voi è abbastanza complicato, ma il desiderio di libertà vi spingerà a farlo. Gemelli, cambiamenti repentini in atto nella vostra vita? Grazie alla congiunzione lunare a Mercurio sarà davvero molto facile adattarsi anche a nuove regole. A volte potrebbe mancarvi un pizzico di buonsenso, presi come siete dalle vostre idee stravaganti. Cancro, la luna corre a farvi visita dal pomeriggio, aumentando la vostra sensibilità e la voglia di passare più tempo con coloro che amate. Beh, che aspettate? Le pulizie di casa possono pesare, perché non coinvolgere tutta la famiglia come in un grande gioco? Leone, alla fine non vi interessa ciò che pensano gli altri, ciò che conta è vivere pienamente il rapporto di coppia come desiderate ardentemente. Scelte eccentriche dettate da Venere in disarmonia con Urano potrebbero oggi darvi del filo da torcere. Vergine, all'inizio della giornata siete ancora sotto lo scacco della luna, ma il passaggio al segno del cancro vi rimetterà in sesto in un battibaleno. Dovrete rimediare prima possibile a qualche piccolo pasticcio che avete combinato pur senza volerlo. Bilancia, sbrigate gli appuntamenti più urgenti in mattinata e poi prendetevi dei momenti tutti per voi. La luna in cancro porterà alla necessità di autoanalisi, un po' di sana introspezione talvolta è fondamentale per capire meglio verso quale direzione andare. Scorpione, la serata in compagnia della luna nel medianico cancro sarà più frizzante di quanto avevate immaginato. Questa è l'atmosfera che preferite. Non tiratevi mai indietro e se c'è bisogno di ascoltare o di dare un consiglio siate sempre ben disposti. Sagittario, il bisogno di spazi aperti è molto forte, arieggiate le stanze nelle ore più fresche ma evitate di utilizzare troppo i condizionatori d'aria. Un prestito vi verrà restituito con gli interessi, sarete soddisfatti per aver aiutato qualcuno a cui tenete. Capricorno, l'ingresso pomeridiano della luna in cancro posta al vostro cielo esacerberà il vostro carattere già poco estroverso e silenzioso. Non chiudetevi a riccio. Anche se temete che le persone vicine non pensino allo stesso modo, esprimete comunque la vostra opinione. Acquario, l'arrivo di una mail scocciatrice vorrebbe rovinarvi questo giovedì, ma non vi lasciate impensierire troppo e risolvete immediatamente la faccenda. Meglio darsi subito da fare piuttosto che sprecare fiato ed energie in inutili e sterili lamentele. E chiudiamo con i pesci. Questa giornata non comincia di certo al massimo per via della quadratura della luna con Nettuno. Delusioni e amare verità saranno da ingoiare oggi. In serata vi riprenderete però alla grande con il trigono lunare a Giove, una ventata di sano ottimismo. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle stelle di Radio.0, grazie per essere stati con noi, le ultime novità vi aspettano domani, sempre qui alla stessa ora. Intanto una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0